perché non sfili? Allora, benvenuti, io volevo anche rivolgermi alle persone che sono al di fuori del Havana Club, potete anche entrare, non è che non sia obbligatorio e non è gratuito, entrate pure. Questa sera una serata dedicata a Miss Grand Prix Italia, saranno 17 ragazzi che si daranno da fare, volevo dire che combatteranno. Sul punto di vista è anche un po' così, perché insomma è una gara, una competizione. Bene, allora Miss Grand Prix è una manifestazione a livello chiaramente nazionale, fa tappa per la prima volta qui a Sottomarina, molto felice di essere alla Havana Club. Allora, Miss Grand Prix Italia, oggi distribuiremo diverse fasce perché abbiamo degli sponsor molto importanti, per esempio abbiamo Miss Grand Prix Auto PES e poi devo ricordare il panificio Moretto invece a cui è legato l'altra fascia che è Miss Grand Prix Moto Ducati, perché la Ducati è uno degli sponsor di questa iniziativa, e poi Miss Grand Prix Calcio Wonderful. Poi alla fascia Miss Grand Prix Fitness collegato al caffè Mocambo che conosciamo tutti per le campagne pubblicitarie a livello nazionale, e infine Miss Grand Prix Talento Roimer. Poi devo ricordare due riviste che sono collegate a Miss Grand Prix, ovvero sia Novella 2000 e Visto. Pronte le ragazze? Io penso che da una parte li abbiamo già viste, adesso tocca alla giuria. Io vorrei anche ringraziare Armando Pigna che qua in giro con la sua macchina fotografica al buio mi terrorizza quando si nasconde. Io vorrei innanzitutto chiamare la prima ragazza, allora devo fare un applauso alla prima in particolar modo perché con lei la quale rompe il ghiaccio sembra una grande responsabilità. Si chiama Silvia De Pini, un applauso. Grazie. Giriamoci un po', ecco, lei è Silvia De Pini. Allora, Silvia, guardiamoci te. Da dove arrivi di bello? Io sono di Selvazzano. Padova, quindi. Della vita cosa fai di bello? Sono una studentessa. Senti, il nero trovi sia un vestito che ti dona molto, che poi questo è un nero particolare. Ti piace, ami il nero, ho visto? Sì. Che si cade sempre in piedi. Adesso tu vedi là in fondo, ci sono dei giurati, sorriso e cerca di fare in modo che i voti maggiori arrivino a te. Un applauso numero 1 è Silvia De Pini! Grazie Silvia, la numero 1, la numero 2 la vorrei a me vestita di blu, la principessa vestita di blu, non mi veniva altro. Allora queste ragazze c'è da dire una cosa, che quando vengono qua un po' prima a fare le cosiddette prove, sono vestite come vestono normalmente, senza trucchi, tranquille, poi si trasformano e sembrano tutta un'altra cosa. Allora, Martina Porzionato, dove arrivi con questo bel cognome veneto? Sant'Anna. Sant'Anna di Chioggia, Chioggia o Chioggia? Chioggia. Chioggia però chiusa. Senti, allora, cosa fai di bello nella vita? Studi, cosa fai? Sono un liceo scienze umane con indirizzo sportivo. Una roba, quindi in definitiva che cos'è? Cosa farai da grande? Mi piacerebbe psicologia. Psicologia, quindi diventerai una brava e bella psicologa, ma adesso però anche te Nicola ci sono i giurati, conquistali col tuo bel sorriso. La numero 2 è Martina Porzionato.
io vorrei, possibile, vi chiedo un applauso particolare a Jessica che ha preparato le ragazze, che arriva con tutte, fa la psicologa, proprio su psicologi, facciamo un applauso a Jessica Dalbò che è dietro le quinte, che lei non si vede mai, ma poi ti faremo spirare, ma non so se lo sai fare, quante fasce avrai a casa. Numero 3, Silvia, e il cognome credo di non sapere dov'è, Boscolo, giusto? Silvia Boscolo, Franz Krat, eccolo là. Silvia, di Chioggia o Sottomarina? Ma diciamolo perché no, uno può dire, ecco, vedete anche da qua, ecco, ci facciamo vedere, ecco, parenti anche questi, e vai. Allora Silvia, che fai nella vita di bello? Studio in casa settimana. E che cosa farai da grande, te lo sei mai chiesto? No. Guarda che le persone più interessanti sono quelle che non sanno cosa faranno da grandi, quindi quanti anni hai? Ne hai di tempo davanti. Silvia Boscolo, per voi la numero 3. Abbandonato la numero 3, Silvia Bosco, la numero 4, un po' argentata, dorata voglio dire, ed è Teona Ioana Aolariti, giusto? L'ho detto bene? Tu non sei proprio di Chioggia, vero? Proprio di dove arrivi? Io ho origini rumene, però vivo a Mestre. Vivi a Mestre, quindi beh, non è molto lontano da qua, devo dire che è molto vicino, siamo sempre veneziani in questo caso. E ti vedo la vita cosa fai anche tu, quanti anni hai poi? 16 anni nella vita che fai? Cosa studi? E anche per te da grande cosa farai? Spot pubblicitario? Inventerai un'applicazione di spot pubblicitari, ti va bene? E vedrai miliardari, sono convinto. Ecco qua, un applauso, numero 4, Teona Ioana Aolariti. Numero 5, bionda con abito scuro, che va di moda molto adesso, l'ho visto nelle riviste come la Vela 2000, hai visto, l'ho visto, gioco di parole, ed è Irene Baldan. Ciao Irene, come stai? Tutto bene, grazie. Dove sei Irene? Sono di Campologaro. Provincia qua, sulla strada per andare a Mestra, a me, no, Campologaro è ancora più lontano. Vicino a Doro. Dove ho capito queste zone, è vero. Senti, allora, Lova, zona Lova, cosa fai di bello nella vita e cosa farai da grande? Sono una studentessa, frequento l'Istituto Tecnico Finanza e Marketing a Piove di Sacco e spererei di diventare un avvocato. Un avvocato modello sarebbe anche bello, un avvocato bis, io non lo butterei via. E poi queste, sai cosa? Sono delle esperienze di vita molto importanti. Il mio amico Armando me l'ha sempre insegnato. Grazie, un applauso al numero 5, Irene Baldan. Anche lei vestita di scuro, con la gola un po' più corta, con una pantaloncina. Il tuo nome? Veronica, lo dico io. Pepe, bel cognome che però è di origini dove? Meridionale. Di Napoli, zona napoletana. Cosa fai di bello Veronica? Di dove sei? Vedo che c'è Mestre qua. Che fai di bello nella vita? Sono una studentessa. Di cosa? Liceo classico. Cosa farai da grande? Vorrei entrare in un centro di giornalismo. Ah, giornalista, guarda che però ti prendi un sacco di parole, i giornalisti sono come gli arbitri, però quando sono bravi sono bravi. Io sono convinto di sarei una bravissima giornalista, in questo caso però cari giurati votatela perché potrebbe diventare una delle aspiranti per le nostre fasce. Un applauso a Veronica Pepe, la numero 6.
facile, sono 2 nomination, quindi abbiamo 7 fasce che distribuiremo oggi. La numero 7 c'è, oh eccola qua, un applauso a Sara Naletto. Il Naletto, vogliamo molto, avete fatto un applauso, ma manca il mio compleanno vi fanno, facciamo un applauso più importante, grazie, è gratuito. Il Naletto sono di Mira, di Iago, ce ne sono tanti, che fai di meno la vita? Studio scienze umane, Di cosa farai da grande? La solita frase, però mi piace sentirla. insegnante, Di cosa? Che scuola? asilo, Dell'asilo, che non si chiama più asilo, si chiama nido. Il nido, una volta noi siamo la generazione dell'asilo, vero o no? La numero 7 è Sara Naletto, che è bella sicura perché vorrà fare l'insegnante dell'asilo. Grazie. Numero 7 se n'è andata, per adesso Sara Naletto dovrà cambiarsi perché tra un po' la vedremo sfilare in costume da bagno. E numero 8, Melissa Friso, cappuccette rosse oggi. Melissa, tanto l'applauso l'ho fatta dopo. Melissa è stata la prima ad arrivare. Allora, Melissa, che fai nella vita di me e dove sei? Sono di Padova e studio per diventare una parrucchiera. Parrucchiera, ma sai che insomma una volta erano tanti, adesso sempre meno. Avrai fortuna, mi piace questo. Facciamo un applauso a Melissa Friso di Padova, numero 8. Melissa Friso, numero 9, Chiara Toniato. Chiara sempre una sposa, Chiara oggi, proprio una sposa. Chi ti sposa oggi? Giriamoci anche di qua, lei è Chiara Toniato, la numero 9, un applauso, grazie. Grazie, era giusto farlo vedere anche a loro. Chiara, abbronzata, sei andata al mare? sì, Ma come fai ad andare al mare? Ma cosa? Hai trovato anche la giornata giusta per andare? giustissima, Dove sei? di Padova, E devo dire che Sottomarina la conoscerai non benissimo, so che al mare da Padova si viene qua. Che fai di bello nella vita? lavoro, E cosa fai di bello? faccio la commessa in un negozio di scarpe, Che tipo di scarpe? Vanno ancora le scarpe col tacco 12-14, cioè. sì, sempre, Quelle non andrò mai giù. E numero 9, Chiara Toniato. Grazie Chiara. Numero 10, grazie. Allora, Sanoi Carbonic, va bene con la C, giusto? Giusto Sanoi Carbonic, perfetto. Senti, avevo detto male, senti, facciamo una cosa, ci giriamo anche, facciamoci vedere anche gli amici perché magari qualcuno scatta una foto. Sandy, tu dove sei? Sei emozionata? Un po'. Pochino, tu sai che adesso i giurati te li devi mangiare, quel sorriso magnateli. Allora, cosa fai di bello nella vita e cosa farai da grande? Sono dentista e voglio diventare un estetista. Un estetista, che è un bel mestiere, è proprio un bel mestiere. Facciamo un applauso a Sandy Carbonic, la numero 10!
Battista. Ciao Monica, ci mettiamo qua che è meglio, Monica. Ci giriamo anche verso il pubblico da queste parti. Ok, perfetto. Monica Battista, la numero 11. Che fai di bello nella vita e dove sei? Studentessa e sono rimestre. Studio diritto tecnico. E da grande tu? La domanda deve essere la stessa per tutte. Par condicio. Architetto. L'architetto. Un applauso alla numero 11, Monica Battista. Grazie Monica, a Battista numero 11, numero 12, Veronica Freedon, di origini proprio siciliane, si sente proprio. Ok, giriamoci anche da questa parte, Veronica, ve la presento, piacere a tutti. Veronica, di dove sei Veronica? Padova. Cosa fai di bello nella vita? Studio al liceo scientifico. E cosa fare da grande? Spero di laurearmi in fisioterapia. Una fisiatra di quelle proprio brava. Poi uno studio tutto tuo oppure per un ospedale? No? No, non lo so adesso. Lauriamoci, poi vediamo, decidiamo dopo. La numero 12 è Veronica Freedon per voi. Lei ha 16 anni, molto giovane. Elegante Veronica, come tutte le ragazze che abbiamo visto fino a questo momento, grazie. La numero 13, Maria Zanellato, eccola qua, Maria Zanellato, elegantissima anche lei. Maria, ci giriamo da questa parte per non andare subito alle spalle. Maria Zanellato, ve la presento, piacere, benvenuti. Benvenuta anche Maria. Allora, che fai di bello nella vita e dove sei? Studio linguistico e sono Di Loreo? Ah, io sono nato a Loreo, sai. Senti, ma che lingue studi? allora, praticamente francese, inglese e tedesco. Io sono sempre Ah, tedesco per tutte le studi, però mancano quelle orientali che sono le lingue del futuro, queste qua, c'è niente da fare, con calma ci arriviamo. Tu sai che adesso dovrai ispirare, un bel sorriso, la penombra c'è la giuria, ve la presento, Maria Zanellato, lei al numero 13, il 13 porta sempre bene. Grazie musica! Grazie numero 13. Grazie numero 14, sei pronta? Fasciata di argento, eccola qua, anche per noi, guarda, ci fermiamo qua, ci giriamo verso gli amici sul lungomare, anche sul lungomare si ferma, facciamo un applauso, grazie a Valeria Zanier. Valeria, dove sei? Era un po' lontano, ci sono dei ciliegie da voi che sono buonissime, vero? Sì. Sai giocare a scacchi? Sì. No, zero. Chissà perché tu sai giocare a scacchi, questa ancora, cioè, che periodo c'è il gioco degli scacchi umani in piazza? A settembre. Da vedere però, è una rostica molto bella. Che fai alla vita di bello? Sono una studentessa. Cosa studi? Comunicazione. Perfetto, non ti chiedo cosa farai da grande perché ho già capito, non lo so, comunicherai. Sarai una disjockey radiofonica oppure una brava presentatrice. Valeria Zanier al numero 14.
grazie, la numero 14 Maria Mazzanini. Numero 15, Lisa Bosco Visto. Ho detto bene? Facciamo una cosa, ci giriamo di qua, guardate che di pioggia, fate tutto, anche se poi i giurati sono gli altri, ecco, da questa parte. Allora, Lisa, che fai di bello? La vita anche te? Estetica a Padova. Cosa studi? Estetica. Estetica, tu diventerai un estetista con un negozio tuo. Dove lo vorresti il negozio? Qua, a Roma, a Milano, a New York? Sottomarina. Dato anche New York come scelta, perché a Roma ha detto sottomarina, c'è anche la zona dove lo vorresti? No, non avevo deciso. Sottomarina poi ci penserò, perfetto. Allora io vi presento il numero 15, Lisa Boscolo Pisto. Grazie. Numero 16, Giorgia Pianta, fasciata di un rosso, sembri molto Jessica Rabbit, ha già capito la girarsi da questa parte, vi presento Giorgia Pianta. Ecco, fa un applauso. Però guarda, loro sono importanti, ma in questo caso sono loro che devono scegliere chi passerà il turno. Allora Giorgia, di dove sei, quanti anni hai, che fai nella vita? Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgio, 16 anni, vengo da Polverara e studio in una scuola di estetica a Padova. Diventerai anche te l'estetista? Esatto. Perché se apri a Sottomarina c'è già qualcuno col negozio, apri l'altra porta, la parte a Chioggia magari, come secondo negozio. Bene, tu sai già come conquistarli, magari come le altre, facci vedere come si fa. La numero 16, Giorgia Pianta! La media? 28. Dai, insomma, 28 mica male, devo dire. Da grande che farai? Oh, una prossima infermiera. Se qualcuno si sente male, la numero 17 è Giulia Marangon. Grazie. Allora, io mi avvicino alla giuria, voi avete probabilmente già dato un primo qualche numeretto per cominciare. Poi vi ricordo che ci sono 5 fasce e 2 nomination da donare oggi, da regalare oggi, da dare oggi, e questo concorso è Miss Grand Prix. La numero 1 ed è Silvia Teppini.
fatto, grazie. La numero 3 invece è Silvia Boscolo.
9 è Chiara Toniato che si è portata davanti ai giudici, grazie Chiara. La numero 10 è Sandy Karkonic. Monica Battista. Maestra studentessa 17enne, la numero 12, eccola qua, Veronica Furegon. Mentre adesso vediamo e conosceremo la numero 13, Marzia Zanellati.
questa parte, il 17 è abbinato a un nome ed è Giulia Maragon. Con la musica adesso giurati, io vorrei farvele vedere ancora tutte quante le ragazze tutte insieme usciranno proprio mano nella mano prima della battaglia, prima di capire chi avrà le 5 fasce più le 2 nomination. Anche per il pubblico che era presente al di fuori della riga potete anche entrare. Io vorrei presentarvi ancora una volta, lo dico velocemente, la numero 1 che è Silvia De Pini, la numero 2 ok, andiamo, musica, alza, un applauso. La numero 3 Silvia Bostolo, la numero 4 Leona Ivano Raviti, la numero 5 è Irene Mardan, la numero 6 è Veronica Pepe, la numero 7 è Sara Naretto, la numero 8 Melissa Friso, potete continuare a applaudire ragazzi, la numero 9 Chiara Priato, la numero 10 Sandy Sciarkovic, la numero 11 Monica Battista, la numero 12 Veronica Polidon, Diana ragazzi la 13 è Maria Zanellato, la 14 Valeria Zaniera, la 15 è Lisa Pastoronisto, la numero 16 ormai siamo l'ultima, è la Giorgia Pianta, la numero 17 Giulia Mango, grazie, rifacciamo l'applauso. Bravo Mario. Adesso voi dovete fare un po' i vostri conti. Siete belli e pronti? Stefano, mi raccomando, controlla dall'alto. Io vi invito i giurati, se ci seguono i giurati, e ci mettiamo dall'altra parte proprio in un angolo apartato. Allora, siamo arrivati all'epilogo di questa serata. Come noi diciamo sempre, c'è chi passa il turno e chi no, ma così è anche la vita, insomma, di tutti i giorni, non è che possiamo sempre essere vincenti. Allora, io vorrei anche, se ce la fate, fare un applauso anche ai nostri giurati che sono stati strepitosi perché sono qua da un bel po' di tempo, gente che si è accampata qua, proprio ha vissuto qua oggi. Allora, abbiamo 5 fasce, non abbiamo un vincitore, abbiamo 5 fasce che andranno direttamente alle finali regionali. Allora, Franco Varagnolo, vieni Franco, dai un applauso a Franco che è il primo a premiare la nomination. Franco, eccola qua, la prima nomination va a la numero 15, Lisa Pastoronisto. Mi sottomarino un applauso. Non ha un numeretto, ma va bene, lo sappiamo, lo sai anche tu. Ok, il numero non serve più, perfetto, mettiamo, eccolo qua.
facciamo una foto verso i fotografi, un po' più indietro, e poi la facciamo anche, sai cosa? Ci facciamo vedere dopo anche là dagli amici dall'altra parte. Eccola qua! Se volete fare una foto, poi arriva lì, fate tutte le foto che volete. Grazie alla prima nomination con un nostro premio, il nostro regalo, il costume da bagno che indosserai già da adesso. Va bene, sei contenta? Andata! Un applauso quindi a Lisa Castrovisto! Allora io adesso farei le due ragazze insieme, la nomination la date voi, quindi Francesca e Alexandra, per loro il regalo da consegnare, tutte e due lavorano, danno il loro contributo ad Esi e Stefano Parrucchieri che si trovano in Via del Mediterraneo, guarda sarà un viale che non dimenticherò mai e quindi per loro è una esperienza, io con Francesca ci sei da diverso tempo, con Alexandra non lo so, da poco. Allora, nomination va alla numero 5 Irene Pantana, 16 anni di campionata. Mettete qua, in mezzo qua, anche dentro mettete in una parte una dall'altra, ok. Oh, si vede che lei fanno le parrucchiere, la sistemando i capelli, quasi no, vicine, ok. La seconda nomination della serata va Irene Pantana, 16 anni di Campionata, grazie, un applauso. Mi sa che sia una delle tante fasce che avrai per te, senza nulla togliere alle fasce quelle un po' pesanti. Miss Grand Prix Talento, sponsor abbinato a Reumer, e abbiamo Desi e Stefano Parrucchieri. Vieni Desi, ancora a te, o voi siete proprio importanti in questo caso qua. I giurati applaudono la collega. Miss Grand Prix Talento vince Teona, che numero avevi? Non mi ricordo più. Teona, vieni qua, vince con il numero 4. Teona Aulariti, 16 anni di Mestre, premia Desi, Miss Grand Prix Fitness, eccola qua. No, Miss Grand Prix Talento, guarda, esattamente. Ok, facciamo due foto, va bene, mi tolgo qua, grazie per il sorriso, non so perché la Miss delle due però. Ah, va bene, grazie Desi, vi ricordo che nel Mediterraneo il loro negozio, lavorano sempre, meno male che lunedì chiudete perché sennò sarebbe una bella rovina per gli altri. La seconda fascia importante, ripeto senza nulla togliere le nomination, Miss Grand Prix Moto premia Alberto Moretto del panificio Moretto, che è il più importante di Sottomarina, non c'è nessuno che non sia cresciuto mangiando un'amichetta delle tue. Alberto, a te la fascia, voglio vedere come sei, saprai mettere il pane o saprai mettere le fasce, vedi di qua Alberto. Allora, Miss Grand Prix Moto abbinato al marchio Ducati, perché ci sono aderrato anche un cappello della Ducati da regalare, quindi un cappello originale Ducati, vince la numero 16 Giorgia Pianta, 16 anni di Polverara. Ripeto, non c'è una prima e una seconda, sono tutte passano il turno, vanno alla finale regionale prossimamente. Ok, ce la facciamo? Ok, aperto dall'altra parte, vi spostate un po' più in là perché sennò questo è il territorio mio, andate là, grazie Alberto, vai, bel sorriso, grazie, un applauso, grazie Alberto, il panificio Moretto ti consiglia anche insomma, se questo sarà l'inizio di un'avventura con le Ducati, che non è la Ferrari a due ruote. Allora, grazie a Giorgia Pianta, la Miss Grand Prix Moto qui alla Danna di Sottomarina, e quindi tutte le opportunità che vi dà un'assicurazione come l'Allianz, basterà solamente andare nel suo punto, nel suo ufficio, e vi dirà tutto ciò che di cui avete bisogno. Dalla Z si assicura qualsiasi cosa senza nessun problema. Beh, allora abbiamo Miss Grand Prix Fitness, sponsor abbinato al caffè Mocambo, vince la numero 14 Valeria Zanier, 19 anni, Malastica. Oh Roberto, te la sei preparata però la fascia, te la sei, come te la sei studiata, ok, una foto di rito abbinata a Caffè Mocambo, che sicuramente, ok, che va bene così, Caffè Mocambo che è tra i più importanti d'Italia, reso famoso da tanti volti nazionali in tanti spot pubblicitari. Grazie
Grazie, altra fascia, anche per lei un regalo della Dorì, molto bello, e questo è un dono dei nostri sponsor. Bene, allora abbiamo un'altra fascia, Miss Grand Prix Calcio, sponsor abbinato Wonderful, premia il premio è abbinato alla pizzeria D'Aleo con Cristian che non ce l'ha fatta venire qua, però il nostro sponsor, pizzeria D'Aleo, chi non è mai andato a prendere almeno un pezzo di pizza non posso credere non esista, e poi Cristian è una persona deliziosa, un amico, una persona splendida sotto tutti i punti di vista. E ho scelto Francesca viene con noi, Francesca Pinelli, che rappresenterà Pizzeria D'Aleo, che conosce molto bene, siamo cresciuti con Pizzeria D'Aleo, in questo caso rappresenta anche il Canale Italia. Allora, pronta? Perché abbiamo un altro bel regalo, sponsor Eva 3000, comunque abbiamo dei regali molto particolari, a ogni ragazza abbiamo un regalo diverso, e vince Miss Grand Prix Calcio abbinato Wonderful la numero 2, Martina Porzionato, 18 anni di Chioggia. Anche Martina passa il turno, va direttamente alle finali regionali. Fotografie un po' più avanti, no, ci siamo, vai così, vai, foto, ci siamo, andate. Non so chi è la Miss qua, anche in questo caso. Con Roberto avevo capito qual era la Miss e quale no, devo essere molto sincero. Grazie, grazie. E infine ultima fascia da distribuire, da consegnare meglio questa serata bellissima, molto calda, era ora. Miss Grand Prix Auto abbinato al sponsor PES, e abbiamo l'Enoteca Selezione che ha presentato il perlaggio oggi. Roberta, vieni con noi Roberta, ti prego. Roberta, che ha anche un regalo suo personale, lo vuoi portare Roberta, ed è appunto una bottiglia particolare numerata di perlage. Quindi vince Miss Grand Prix Auto abbinato allo sponsor PES, in particolar modo l'Enoteca Selezione Perlage, la numero 12, ed è Veronica Curicon, 16 anni di Padova. Ok, fotografia di rito, e poi darei anche i nostri, ecco proprio alla vostra sinistra, i vostri regali. Cioè, non è che fa caldo questa qua, è proprio zero, non lo sento per niente, lo sentite voi dall'altra che sei qua? Grazie, abbiamo un regalo anche per te, i regali dei nostri sponsor. Roberta, questo è un regalo per l'Age, e Roberta, vuoi fare una foto con... ok, perfetto, grazie Veronica. Allora, io vorrei fare un applauso a tutte le ragazze che sono intervenute, che non hanno passato il turno ma avranno tante possibilità. Ci dicevano i giurati che era molto difficile per un punto, per un voto, per una virgola, è stato molto difficile scegliere, e lo so, e poi un applauso anche alle ragazze che hanno passato il turno e riceveranno altri applausi sicuramente nella finale regionale prossimamente. Io vorrei ringraziare i nostri sponsor che sono stati con noi, grazie a DJ Stefano Parrucchieri, grazie ai Vicini Gran Italia, grazie a Franco, grazie ai ragazzi di Allianz Assicurazioni, grazie Alberto Moretto, grazie alla nostra Enoteca Selezione e a Sottomarina, e grazie alle ragazze di appunto di Stefano Parrucchieri.